Allora Carlotta, sicuramente non è semplice passare da centrocampo a difesa, oggi hai dovuto sostituire Giada Tomasi, le tue sensazioni? Sì, insomma, non me l'aspettavo perché è successo tutto in settimana e sapevo appunto l'ho saputo venerdì, diciamo, che avrei sostituito Giada, quindi è stata un po' una cosa che non mi aspettavo, però ho saputo, diciamo, reagire a questa cosa, ho voluto aiutare la squadra. Mettermi a disposizione della squadra appunto perché è quello che più conta, insomma, indipendentemente dal ruolo. Primo tempo, il primo quarto d'ora da un po' da rivedere, giustamente, perché non avevate ancora preso le misure, poi hai trovato il gol, alla fine il 3-3 va bene così, un punto. Sì, va bene così, sono contenta del gol e di aver aiutato la squadra in un momento in cui andava aiutata, diciamo, e abbiamo fatto bene a crederci, a spingere nel momento in cui dovevamo e niente, il pareggio va benissimo così. Allora Carlotta, ottima prestazione oggi la tua, un gran secondo tempo su Tosatto, l'hai anticipata diverse volte, cosa ci dici? Sì, allora abbiamo avuto un po' di difficoltà i primi 10 minuti perché dovevamo prendere le misure e quindi loro erano molto veloci, avevano 3 attaccanti veloci, quindi erano molto forti e lottavano proprio su questo, infatti loro spingevano soprattutto sugli esterni che erano rapidissime, tutte e due molto forti, soprattutto l'attaccante centrale che il primo tempo ci ha presa alla sprovvista perché essendo appunto molto veloce noi abbiamo sofferto, mentre il secondo tempo, almeno io ho giocato soprattutto sull'anticipo perché era l'unico modo per riuscire a sfruttare le mie caratteristiche al meglio e quindi anticipando il loro attaccante che era molto forte. Un punto comunque portato a casa su un campo difficile. Sì, Venezia è sempre un campo difficile perché comunque è una partita molto, molto sentita, tra ragazze ci si conosce, infatti nel Venezia c'era anche un ex Tonon, quindi c'è molta rivalità e aver portato a casa un punto da Venezia è comunque un punto molto importante. Allora Roberto, 2 parate, un rigore parato anche quello, ok la traversa, un paio di svarioni della difesa, però per quanto riguarda il portiere possiamo dire che oggi Alice Bonassi ha fatto una gran partita. Alice sta facendo bene dall'inizio, insomma, ha avuto un momento nella partita di Coppa con il Portoguaro che ad esempio sulla situazione del gol insomma, ci ha messo del suo, però insomma, sta facendo bene, lei è già un giocatore da categoria superiore per cui insomma, la C gli va stretta, però insomma, si è messa a disposizione della squadra per cui bene. Stiamo lavorando bene sia durante i allenamenti e i risultati in partita si vedono, però insomma abbiamo anche Chiara e Marta che sono altri 2 portieri che stanno crescendo molto bene. Chiara tutto sommato è già anche lei pronta per questa categoria, però insomma Alice finché gioca così che continui a giocare così. Ma sullo specifico proprio la parata sul rigore è stata decisiva alla fine per il risultato. Secondo me ne ha fatto un'altra che è ancora più importante. Il rigore è chiaro che il rigore ha sempre avvantaggiato l'avversario, quindi parare un rigore non è mai semplice. Parli proprio della parata su Zandomenichi? Sì, parlo di quella che era piazzata sul palo, è riuscita con la punta delle dita a stopparla, se no era un altro gol fatto, per cui sì. Ripeto, rigore fa sempre notizia perché comunque non è mai semplice, il giocatore è sempre avvantaggiato, però insomma ci sono altre parate che sono meno vistose ma che salvano gol come quando parare un rigore, per cui sì, oggi più di una situazione ci ha salvato dei gol che erano già nell'aria. Allora mister, un punto importantissimo oggi, gioie e dolori di una squadra giovane, queste si può riassumere così la partita di oggi secondo te? Allora sì, si può riassumere così, allora intanto è un punto d'oro contro una pretendente alla vittoria finale del campionato e quindi è un punto ancora più piacevole contro una squadra tosta, forte, molto veloce, molto aggressiva. Noi ci siamo fatti del male da soli difensivamente, dobbiamo lavorare molto di più sull'atteggiamento difensivo, sulle marcature, sulle distanze. Però questa è una squadra che non molla mai, la nostra è una squadra che non molla mai. Abbiamo riaperto la partita a fine primo tempo con il 2-1,
appena iniziato il secondo tempo abbiamo avuto alcune occasioni per pareggiare la partita, abbiamo preso il 3-1, non ci siamo demoralizzate, abbiamo continuato a giocare, continuato ad attaccare, abbiamo trovato il 3-2 e poi il 3-3. Abbiamo avuto anche obiettivamente un pizzico di fortuna perché loro hanno avuto due occasioni abbastanza clamorose per andare sul 4-2, il calcio di rigore e la traversa, l'occasione che hanno preso la traversa, però noi non abbiamo mai arretrato, non abbiamo mai mollato, cioè siamo giocata fino alla fine. Il pareggio secondo me è un risultato giustissimo, abbiamo ricevuto i complimenti dai nostri avversari perché noi cerchiamo sempre comunque di giocare a pallone e di giocare la palla. Dicevi della tenacia della squadra e l'esempio più lampante su tutte secondo me è Zilli. L'esempio su tutte è Zilli, ma io porto l'esempio di Modolo, di Martinis, di Bonassi, di Gava, di Furlan, Tomasella, Sovilla, Zilli, Trevisiol, Mantovani, tutte. Non hanno Bigaran che è entrata poi, Luna da Ross che è entrata per ultimo, l'ultimo cambio che abbiamo fatto, non ha mollato mai nessuna, hanno lottato tutte quante, lo dobbiamo fare meglio, lo dobbiamo fare con più attenzione perché subiamo troppo quando non siamo in possesso palla. Però ci proviamo sempre. Io vorrei ricordare che questa squadra ha un'età media molto bassa e quindi noi dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare per crescere, per costruire il futuro della Permac. Secondo me siamo sulla strada giusta, c'è tantissimo lavoro da fare, però questo non ci spaventa, anche perché quando c'è questa disponibilità da parte delle ragazze diventa tutto più semplice.